TG Plus Sport edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario parlando di calcio. Protagonisti di un viaggio arancio-nero-verde che è diventato storia. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per il vostro futuro. Questo è il post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Venezia Football Club, corredato dalle foto di Christian Guittier, Francesco Zampano e Jess Ironen durante i festeggiamenti per la promozione in Serie A l'anno scorso. I tre giocatori parte delle partenze dalla squadra lagunare, tutti e tre svincolati. Passiamo al basket. L'Umana Reyer Venezia annuncia l'accordo pluriennale con Francesco Cuzzolin, che ricoprirà il ruolo di Head of Performance per i settori maschile e femminile. In altre parole, sarà responsabile della progettazione e supervisione dell'intero percorso di ottimizzazione della performance di atlete ed atleti Reyer. Nato a Sandona di Piave nel 1964, Cuzzolin vanta un percorso di assoluto prestigio nel panorama internazionale del basket. È stato preparatore atletico di club come Benetton Treviso, Virtus Bologna e Toronto Raptors, oltre ad aver collaborato con la nazionale italiana e la nazionale russa. Nelle ultime 4 stagioni ha ricoperto il ruolo di coordinatore del performance team dell'Olimpia Milano. Accanto alla carriera sportiva, Cuzzolin ha avuto un ruolo di primo piano anche in ambito accademico. Torniamo al calcio. La Cimestre saluta una serie di giocatori, cioè Arrondini, Cortese, Gallo, Lattuchella, Piantoni, Piras, Sanat, Solerio, Turchetta, Veneran e Vianello e Ramazzo, e lo fa tramite i suoi canali social con questo messaggio. Grazie per il vostro impegno in arancio-nero. L'associazione Calcio Mestre desidera ringraziare sentitamente i giocatori che non faranno parte della rosa per la stagione 2025-2026. Alcuni di loro faranno ritorno alle società di appartenenza al termine del prestito, altri proseguiranno il proprio percorso professionale altrove per scelta condivisa tra il club e i diretti interessati. A ciascuno di loro va il nostro più sincero ringraziamento per l'impegno, la professionalità e l'attaccamento alla maglia dimostrati in campo e fuori, contribuendo a rappresentare con orgoglio i colori arancioneri. Il loro passaggio a Mestre resterà parte della nostra storia. Non ultima l'atletica, conto alla rovescia per il quarto miglio di Mestre in programma venerdì 4 luglio. Con partenza a partire dalle ore 20 ritrova alle ore 18 ai giardini di Via Piave. La manifestazione organizzata da Venice Marathon in collaborazione con il Comune di Venezia e la Federazione Italiana di Atletica Leggera vedrà sfilare dapprima i giovani partecipanti, categoria esordienti, del mini miglio di 500 metri. Seguiranno poi le batterie dei 1000 metri riservate alle categorie ragazzi e ragazze, cadetti e cadette, infine le diverse batterie del miglio, allievi, junior, promesse e senior. Tutte le gare si svolgeranno lungo un tratto di Via Piave con partenza e arrivo all'altezza dei giardini di Via Piave, che ospiteranno anche il quartier generale dell'evento, con tutti gli stand e le attività del pre e post gara all'interno del contesto del Via Piave Summer Garden Music and Food. Si chiude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.